Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, quindi potete mandare messaggi, potete interagire, insomma potete passare una bella serata con noi. In questa trasmissione di solito noi parliamo di politica oppure di tutte le problematiche che hanno colpito l'Italia in fatto di pandemia. Questa sera invece l'abbiamo dedicata al calcio Padova, perché lunedì abbiamo avuto una trasmissione per premiare gli olimpionici padovani che hanno preso le medaglie, quindi non abbiamo parlato dell'annata del Padova e ne parleremo questa sera con un ospite davvero molto importante che lo presento subito, che è l'allenatore del Padova, Andrea Mondolini. Grazie Andrea di essere qui. Grazie a voi, grazie, ciao Giorgio. E per parlarne c'è Stefano Volpe del Mattino. Buonasera Stefano, buon Stefano Edel, io farò confusione tra i due Stefani, però cercherò di arrangiarmi bene. Stefano Edel, poi saluto Andrea Miola, teniamo Mario Liccardo che è una riunione, e poi saluto anche Francesco Cocchiglia dalla redazione, che lui riceverà i messaggi. Buonasera Francesco. Buonasera Giorgio, buonasera naturalmente a chi ci segue da casa. Vi ricordo che naturalmente aspettiamo i vostri commenti, i vostri sms al 366 229 1811, le vostre telefonate alla nostra diretta allo 049 80 777 53. Bene Francesco, allora questa sera ci sono i tifosi che nonostante la mancata promozione si sono riuniti ovviamente per ritrovarsi o per festeggiare, ovviamente se andava bene la cosa, però i tifosi continuano ovviamente a essere vicini alla società, e c'è proprio al Bozzodromo di Padova Elisabetta Corazza. Buonasera Elisabetta. Eccoci qua Giorgio, buonasera a te, buonasera agli ospiti in studio e soprattutto a chi ci segue da casa. Qui sono con un nutrito gruppo di tifosi, saranno circa una sessantina, rappresentanti di tutti i club biancoscudati che si sono ritrovati insomma prima di salutarsi per l'estate per fare un po' il punto della situazione e anche per organizzare la tifoseria diciamo per il prossimo campionato. Qui con me c'è Gianfranco Borsatti che tutti conoscete bene, insomma com'è la delusione è passata, ancora forte, qual è il vostro stato d'animo? Qua comunque vi sentiamo divertirvi, insomma il sorriso c'è. Allora buonasera a tutti, ciao Giorgio, purtroppo non possiamo festeggiare la promozione in Serie B, ma bisogna dare atto alla tifoseria del Padova che noi il campionato lo abbiamo vinto e stasera mi fa piacere che ho qui non solo rappresentanti di uno o due club, ma rappresentanti di tutta la tifoseria del calcio Padova, e voglio ringraziarli tutti e potrei anche, se mi dai un attimo, citare, Elisabetta, poi ci risentiamo con voi del club Amici. Dopo andremo a intervistare anche altri tifosi. Entriamo subito nel vivo della trasmissione, nell'argomento clou. Cosa è mancato in questo lo sentiamo dopo, Elisabetta. I tifosi non sono mancati anche se erano lontani dallo stadio? È mancato un punto. È mancato un punto nella stagione regolare. Poi abbiamo fatto dei ottimi playoff, ma quando arrivi all'ultimo rigore dell'ultimo minuto non si sa mai, è andata a finire come non doveva andare a finire. Ogni modo noi ripartiamo sempre col massimo entusiasmo. Vengo dopo. Grazie, come senti qui la fiducia c'è insomma per il futuro e cedo la linea allo studio per il momento. Va bene Elisabetta, poi se hai qualche ospite ovviamente che verrà ai tuoi microfoni ti daremo la linea. Allora iniziamo, andiamo a vedere il servizio di apertura di Francesco Cocchiglia. Comunque la si voglia guardare, la stagione 2020-2021 del Padova passerà alla storia. Non solo quella del biancoscudo, iscrivendosi purtroppo alla sfilza di delusioni che i tifosi padovani nella loro vita sportiva sono stati costretti ad inghiottire, ma anche in quella del calcio italiano e della terza serie, che mai avevano visto una squadra così forte come organico, ma soprattutto come risultati, uscire senza poter festeggiare la promozione. Un campionato perso 2 volte sul filo di lana, prima in stagione e poi ai play-off. Una stagione condotta con un ritmo incredibile, innanzitutto miglior attacco del girone con 68 gol, miglior difesa con solo 26 reti subite, maggior numero di vittorie 24 e minor numero di pareggi, solo 7 come il Modena. Purtroppo però non il minor numero di sconfitte, 7, un dato che peserà a fine stagione, ma ci arriveremo. La media punti di Mandorlini 2,079 a partita, nella storia del Padova è seconda solo a quella della stagione 1000
1936-37, ma questo Padova passerà alla storia anche come la migliore non promossa dell'intera terza serie nei 28 campionati che si sono giocati dall'istituzione dei playoff in poi. Detto tutto questo, allora, com'è stato possibile che la promozione sia sfuggita? Di situazioni da rivedere potrebbero essercene diverse e traggono origine anzitutto da quelle prime 4 partite, le prime 2 del girone d'andata e del girone di ritorno. Contro Imolese e Fano, che curiosamente si sono sfidate nei play-out per salvare la categoria, i biancoscudati hanno ottenuto solo 3 punti sui 12 disponibili, 3 pareggi e un KO, contro 2 formazioni che a fine stagione messe insieme hanno raccolto complessivamente 68 punti, 11 in meno del Padova. Ma questo non era bastato e non erano bastati nemmeno 2 KO rovinosi come quelli di Salò e Perugia per tenere lontana dalla vetta una formazione che sino a marzo ha veleggiato stabilmente al primo posto. Perché dopo quella sconfitta casalinga col Modena prima di Natale il 2021 era partito col vento in poppa. 12 gare senza KO, una squadra rinforzata da un mercato importante tra il ritorno di Rossettini e i gol a raffica di Chiricò, che con 8 vittorie e 4 pareggi culminate nel successo casalingo sul Perugia era arrivata alla 29esima giornata a gestire un vantaggio sontuoso, 5 punti sul Südtirol e 6 sul Perugia. E la storia non era cambiata nemmeno con Mandorlini, chiamato a scontare 4 giornate di squalifica, poi diventate 5 per l'inappuntabile zelo della Procura federale dopo l'infuocata vittoria al Gavagnin Nocini all'ultimo minuto su calcio di rigore. Alla 30esima il Padova va a Macerata e ne esce con le ossa rotte, con 4 gol del Matelica e una sequela di errori arbitrali sul groppone. Ma poco male, 2 gare dopo la Feralpi è asfaltata al Leuganeo e il KO del Perugia Gubbio rimette le cose a posto. Cambia tutto nelle ultime 5 gare, prima la mano galeotta di Gomez a Trieste, poi alla terzultima la debacle inappellabile di Modena. Il Padova chiude col record di punti e il primo posto, ma dietro al Perugia per quel dannato scontro diretto della partita d'andata. Arrivano i playoff e si riparte. Con Renate sembra subito una passeggiata, Chiricò è un lusso che in C pochi si possono permettere e invece al ritorno il Padova rischia clamorosamente di farsi buttar fuori. Una partita inopinata allo Stadio Euganeo con errori inimmaginabili in diverse situazioni che i biancoscudati riprendono per i capelli ma che squarciano i dubbi in Viale Rocco. Qualcuno in società pensa addirittura ad esonerarlo, Andrea Mandorlini, ma il DS Sogliano gli conferma la sua fiducia. La semifinale con l'Avellino è esaltante e così pure la finalissima d'andata che non sorride ad un Padova, anche senza i suoi 3 tenori, per questione di centimetri. La serata di Alessandria infine è già storia, quelle occasioni fallite che graziano i grigi nel primo e nel secondo tempo e spediscono la sfida ai rigori. E insieme a quel sinistro sballato di Gasbarro chiudono il sipario definitivamente. La promozione sfugge all'ultimo calcio di rigore, proprio all'ultimo metro, in una stagione che anche tra decenni verrà ancora tramandata come una delle più incredibili della storia travagliata, già abbastanza di suo, del calcio Padova. Allora, in questo videoclip abbiamo raccontato l'annata del Padova che è terminata, come avete sentito, in quella gara di Alessandria. E in quella gara di Alessandria adesso ci ritorniamo perché inizia la trasmissione questa sera. Andiamo col prossimo servizio. Francesco, cosa c'è, Francesco? Una stagione fallimentare, è normale che dai colpo a tutti. Allora Giorgio, la notizia qui dallo stadio Moccagatta è che questa sera Andrea Mandorlini non parlerà ai microfoni, non solo i nostri, anche quelli delle altre televisioni e dei giornali. Sicuramente la delusione è stata tanta. Ti dico la verità e ti spieghiamo anche quello che è successo. Mandorlini questa sera, per insomma gli accordi che internamente si conoscono tra le varie emittenti, avrebbe dovuto parlare prima con i colleghi di altri emittenti, poi con noi, motivo per cui noi abbiamo chiamato il direttore sportivo Sogliano in attesa poi di avere Ronaldo e regolarmente Andrea Mandorlini, che era stato annunciato. Mandorlini, mentre noi parlavamo con Sogliano, era passato. Dopodiché ha preso ed è andato direttamente verso il pullman. Esattamente un minuto fa ci è stato comunicato dall'ufficio stampa che Mandorlini questa sera non parlerà, a caldo ha deciso di non rilasciare dichiarazioni, lo farà nei prossimi giorni quando avrà sicuramente sbollito la delusione di questi minuti così difficili da digerire. E i giorni sono passati, Andrea, adesso hai la parola tu, siamo all'esterno in sala stampa ad Alessandria. Cioè, quello che avete detto, quindi non avevo voglia di dire niente, sono andato via subito dal campo perché non mi sentivo di dire niente, non avevo lacrime da spendere, non avevo pacche da dare sulle spalle davanti a tutti, non volevo andare a contatto con molta gente che entrava, volevo
chiudermi in me stesso, nel silenzio, sono andato nello spogliatoio, sono stato fermo, zitto, non ho detto una parola fino al giorno dopo ma una parola col direttore e poi sono andato a casa e la prima volta che parlo è adesso, quindi era il mio stato d'animo, non dovevo per forza fare una roba che non mi sentivo, poi ha parlato il direttore che è importante quanto l'allenatore, quanto il capitano e quindi era superfluo, poi veramente non me lo sentivo, avrei fatto una cosa magari a voi sarà sembrata strana, però non mi sentivo di dire niente, ma non ero deluso, ero veramente arrabbiato, quindi restare in campo, andare a contatto con gli altri, ero veramente arrabbiato perché una squadra che meritava di vincere e quindi proprio un'analisi nella gara stessa era il Padova, doveva essere il Padova, così non è stato e io veramente non avevo parole, non avevo lacrime, non avevo pacche da dare sulle spalle, ero veramente arrabbiato perché secondo me è stata un'ingiustizia grande, grande, grande. Con molta semplicità io non sono andato, sono qua adesso e ecco, adesso sei arrivato qui ci sono i colleghi, voi sono eravate... passati un po' di giorni, credo che a volte sia importante far sbollire, far calmare un po' le acque e adesso sono tranquillo e fare un ragionamento, certo. E ho fatto questo ragionamento. Allora Stefano Volpe, Andrea Miola, Mario Riccardo, potete iniziare. Stefano, siamo all'esterno del Moccagatta e quindi possiamo iniziare, poi ovviamente parleremo di tutta l'annata, di tutto quello che è successo e anche del futuro del Padova. Io con Andrea ho un buon rapporto e tale vorrei che restasse, indipendentemente da quelle che saranno le decisioni, però non posso non rilevare che non è stato solo ad Alessandria che hai agito così, perché anche a Trieste, dopo quello che era successo, non hai parlato. Allora io non voglio entrare in polemica, però non lo ritengo giusto. Ritengo che un allenatore che ha fatto tanto comunque, perché chiaramente è arrivato con un record di punti, record di vittorie, record di gol fatti, quindi dal punto di vista diciamo dei numeri ha sicuramente contribuito a ottenere qualcosa di unico nella storia di questa società, anche se poi alla fine la beffa è arrivata, però in quel momento ci dovesse mettere la faccia. Perché c'erano i suoi giocatori che piangevano in campo, perché c'erano 100 tifosi che erano lì in curva, attoniti, sbalorditi, delusi, pensavano, a un certo punto pensavamo tutti noi che eravamo anche in tribuna, viste le occasioni che si erano create, che il Padova prima o poi passasse e che portasse via questa benedetta promozione. E invece ci siamo rimasti anche noi male, perché non è che siamo contenti se il Padova resta in C. La nostra professione vive, come ben sai, anche dei risultati di quello che tiene la squadra in campo, la squadra e la società in campo. Mi è dispiaciuto perché conoscendoti so che sei un leone e lì non ho visto il leone, anche il leone magari ferito, chiaramente deluso, come diciamo in Veneto, copà, cioè proprio a terra moralmente, che magari in quel momento ecco, fosse una bandiera attorno alla quale, io non dico il generale Custer che è l'ultimo che cade sulla collinetta con gli Apache intorno. No, però sono carine queste cose qua. Però ecco, io ti avrei visto come un simbolo, come un leader. E invece questa tua uscita di scena così mi è parsa quasi la sintesi di una stagione che veramente è incredibile, perché se uno ci pensa, e poi ho finito, avete fatto qualcosa veramente di unico. Guardavo oggi per prepararmi un po', il Como ha perso 6 partite, voi ne avete perse 7, il Como è andato su con 75 punti, voi con 79 non siete riusciti ad andare su. La Ternana ha fatto campionato a sé, e la seconda che è arrivata dietro, che è il Catanzaro, ha perso 10 volte. Lo so, ma tutti questi discorsi qui però, io da lontano leggo soltanto parte la rivoluzione e parte dall'allenatore che deve andare via. Con tutti questi discorsi, numeri, aspetta scusa un attimo, ho sentito poi, insomma, sono sempre parole che vengono qua, questi numeri effimeri. Qualcuno di Padova ha valutato tutti questi numeri fatti effimeri
Io, qualcuno sempre qua, non facciamo, poi posso anche fare i nomi, sai che io non è che ha detto che comunque anche tanti atteggiamenti avuti dall'allenatore quando si va in giro, ci sia sempre dell'attrito, della crediness con le squadre. Io non sono uno che attacca mai tra virgolette brighe, cioè è chiaro che se mi cerchi poi mi trovi. Ad Avellino io tanto coraggio non l'ho visto, noi siamo andati da soli ad Avellino, Stefano, e sono andato davanti e mi sono preso tante cose. In quella situazione qui andavo contro quello che era il mio, ma non era, come dici te, generare calcio, secondo me sono cose che non c'entrano niente. Io davanti alla squadra, davanti a tutti, sono sempre lì, ma in quel momento lì era veramente arrabbiato e sapevo che ci sarebbe stato un contatto con gli altri. Era già pesante quello che avevamo subito e non volevo peggiorare le situazioni restando lì, perché so che sarebbe stato ancora peggio, quindi non è stato un abbandono, però è stata vista in questa maniera a Padova. A Padova i numeri sono stati visti come effimeri, a Padova avere i coglioni, andare davanti ad Avellino, davanti a tutti, vuol dire andare a attaccare briga, no? A Verona difendere, prendere 5-6 giornate, attaccare briga, no, era difendere un gruppo, un lavoro, cose che a Trieste ci hanno rubato la partita, era fatica a dire cose, potevi prendere delle squalifiche, allora è meglio lasciare stare. Il carattere è quello, ormai non lo cambio più, sono fatto così, però non sono il primo, mai. È chiaro che se mi cerchi poi mi trovi anche, ma non personalmente, mi dispiace per la squadra, per quello che è, allora tante volte, a volte faccio delle situazioni, prendo delle prese di posizione forti, ma in quel caso lì non è stata una presa scappare, cioè è stato proprio tutto il contrario, non volevo peggiorare perché la vedevo, avevo una rabbia, cioè non era una delusione perché ci sta, era proprio l'ingiustizia, ecco, ho visto un'ingiustizia e non l'accettavo, non l'avrei accettata e in campo in quel momento lì con tanta gente che entrava veramente non avevo né pacche né lacrime, avevo veramente tanta rabbia e ho preferito andare via e non peggiorare le cose, punto. Stefano Volpe, poi Andrea, poi Mario Carlo, potete intervenire e fare le domande ad Andrea Mandorlini ovviamente. Beh, io dopo torneremo su questa stagione, però ti volevo chiedere, visto che insomma è passata anche una settimana, come vedi il tuo futuro adesso? Ma io, quello che Stefano, sono molto... Le programmazioni credo che bisogna dare continuità, abbiamo fatto qualcosa di grande, con tante problematiche, ci è girato anche male in tante situazioni, però credo che dare continuità a un lavoro dopo un anno, perché un anno sarebbe importante, però quello che leggo da Ravenna so soltanto la rivoluzione parte dall'allenatore, qualsiasi intervista anche del campo qua, sempre Padovani, squadra forte, ma bisogna cambiare l'allenatore. L'allenatore era in testa prima, durante, i 6 punti, poi dopo, insieme, cioè, sempre, però deve partire tutto dall'allenatore. A me sta bene tutto, cioè io credo che la cosa importante sia la sicurezza della società e quella è la cosa primaria. Poi dal punto di vista tecnico ci sarà un direttore, io e il direttore ci conosciamo da 4 anni, quindi abbiamo fatto, questa è la 4ª stagione che facciamo insieme dall'inizio. Abbiamo vinto un campionato a Verona, siamo andati in Serie A, abbiamo fatto 100 punti in 2 anni e abbiamo fatto questa stagione intera e abbiamo fatto i numeri che molti definiscono effimeri, ma abbiamo fatto questi numeri. Ricambiare tutto, io sono sceso qua, mi sono messo in discussione, molti sento che dicono mi metto in discussione, ma vai da Firenze, vai al Verona. Io mi sono messo in discussione in una categoria che devi veramente sporcarti, perché è una categoria che l'ho fatta 10 anni fa, lo so la difficoltà, il direttore Sean mi aveva detto guarda ci sono già da un anno, è difficile, ma non me lo devi dire, io ho voglia di allenare e abbiamo un rapporto e un contatto tra noi che è semplice. Lui fa la squadra, è chiaro che ci confrontiamo, io lo alleno, lui è molto bravo a fare la squadra e io credo di essere bravo ad allenarla. E i 4 anni che abbiamo fatto insieme non sono effimeri, sono numeri e quindi mi dispiacerebbe che fosse un altro anno buttato via, perché si ricomincia la squadra,
però non dipende da me, io posso dire il mio pensiero, Sean lo sa, insomma abbiamo un rapporto abbastanza diretto in tutto e per tutto, quindi con molta tranquillità. Noi abbiamo fatto credo una stagione, e l'ho detto ai ragazzi, prima, dopo, durante e anche alla fine, abbiamo fatto una stagione da grandi protagonisti, e non è mai scontato, anche se è una squadra forte, quella squadra forte lo dimostra sul campo, come è stato. Poi per qualcosa sicuramente in un arco di una stagione degli errori li abbiamo fatti tutti, io per primo, ma senza ombra di dubbio, però io non lo so, non dipende da me, io sono allenatore, credo di aver fatto una parte importante, di essere un valore importante, ma no, insomma, siamo Andrea qua Miola. e vediamo. Andrea Molia, poi Mario Riccardo. Tornando alla doppia sfida e soprattutto alla partita di ritorno, visto che non c'è stato modo di confrontarsi, un anno fa in una simile situazione con un doppio 0-0 il Padova in quanto miglior seconda sarebbe stata promossa in Serie A. Quest'anno un gol era da segnare. Purtroppo tra andata e ritorno la squadra che nel girone ha segnato più gol non è riuscita ad andare a segno. Pensi sia questa la chiave di lettura fondamentale di questo doppio scontro o c'è qualcos'altro che non è andato per il verso giusto? Fermo restando che si è arrivati a 1 millimetro l'una dall'altra. No, abbiamo avuto occasioni e abbiamo sbagliate. Insomma, non è che ci nascondiamo. Insomma, noi quest'anno davanti, soprattutto come punta centrale, abbiamo avuto qualche problema, ma comunque sono nati molti dagli infortuni. Non siamo stati molto fortunati. Ecco, da questo punto di vista credo che non siamo stati fortunati. Abbiamo avuto dei giocatori che hanno avuto infortuni che sono portati avanti da tanto tempo, vedi Paponi, vabbè, Jefferson poi è andato via. Abbiamo cercato di recuperare Beretta, poi ha voluto andare via ed è andato via. Abbiamo preso Cisei, sembra che è un giocatore fortissimo, ma che dopo 2 o 3 partite ha avuto problemi importanti. Abbiamo avuto per 4-5 mesi Nicastro che ha sopperito un po' tutte queste mancanze, facendo 8-9 gol di fila, poi si è fatto male. Quando stava per entrare si è rifatto male di nuovo. Cioè, in quel ruolo lì abbiamo avuto difficoltà, ma abbiamo fatto più di 35 gol solo con i centrocampisti. Se tu non hai un gioco, non hai un'idea, non li fai con 3-4 giocatori quei gol che abbiamo fatto. Quindi abbiamo cercato di ovviare a qualche problematica che in una stagione c'è, abbiamo avuto, facendo altre cose, e credo che insomma, poi sono davanti agli occhi di tutti i gol. Poi è chiaro che Mino ci ha dato un qualcosa di imprevedibilità, un giocatore di un'abilità. È chiaro che nel gioco forse qualcosa abbiamo perso, però abbiamo acquistato nelle sue qualità qualcosa in più. Qualcosa abbiamo pagato dal punto di vista della prima punta, però insomma abbiamo avute tante e molte hanno avuto problemi, però credo che nelle 2 gare c'è una squadra che ha avuto le occasioni importanti, siamo stati noi. Quello che dispiace, perché comunque vista persa così come è andato il campionato, e abbiamo fatto dei playoff importanti, a parte un tempo, il secondo tempo con Renato, il resto credo che la squadra ha fatto i playoff che doveva fare. Mario Riccardo. Allora, io rappresento i tifosi, non li rappresento tutti ovviamente, perché i tifosi hanno 1000 idee diverse, ovviamente, e devo dare la parola No, finisci te, poi do la parola a Elisabetta. Allora, dicevo, sicuramente partiamo dalla sfortuna. La sfortuna numero 1 è stato il regolamento, secondo me, perché trovo inammissibile che 2 squadre che arrivano a pari punti non possano farsi uno spareggio, che tanto lo tempo c'era, uno spareggio a gara secca, e per stabilire chi delle 2 va con la promozione diretta, visto l'importanza della cosa rispetto alla penalizzazione per chi invece non... Posso dirti una cosa? Io non credo a questa sfortuna qua, io credo alla fortuna di un infortunio, di una ricaduta. Sì, no. Io credo che questa qui sia un'incapacità nella gestione dei playoff o di quello che sono la gestione, insomma, che c'entra poco. L'ho chiamata sfortuna per non dire che sono in disaccordo totale con come viene gestita. Ecco, gestione secondo me vuol dire capacità, visione diversa. Questa è una roba allucinante. Ma anche l'altra questione, anche la questione che comunque, anche senza fare lo spareggio, però ci fosse che se dobbiamo dare il premio a chi va, a chi ha fatto il campionato migliore. Il campionato migliore si fa coi punti, se non sono coi punti è nella differenza reti fatte e reti subite in generale, non in quella specifica partita.
perché se tu oggi hai mal di testa e conduci male la trasmissione, non vuol dire che la tua trasmissione sia una trasmissione Siamo che non te va a bene. condurla. No, vabbè, ma era per dire. Sì, ho No, capito. quindi questo è un primo punto. Secondo punto, sulla questione che non, dopo la partita, eccetera, insomma, sono reazioni personali che io non trovo che ci sia da farci un romanzo su questo, e questo lo capisco. Sulla questione tecnica non vorrei entrare perché, appunto, essendo un tifoso, appartengo alla schiera dei 20 milioni di tifosi, esclusi i bambini e quelli che non si interessano di calcio, i 20 milioni di allenatori che ci sono potenzialmente in Italia. Personalmente comunque mi permetto di dire, visto che siamo una cosa molto easy, sì. io personalmente su alcune scelte sue non sono stato d'accordo, per esempio su tutto il girone andata, penalizzando un po' un giocatore come Santini, che in Serie C secondo me è un giocatore che rispetto ad altri ha meno classe, ma però quando è entrato si è visto, insomma, e altre cose, però ripeto, sono valutazioni che sono soggettive, e sulla questione la società deciderà quello che deve fare. Poi ne parliamo eventualmente nel futuro, Mario. Va bene? Vado da Elisabetta, perché ho visto che c'è anche l'assessore dello sport Diego Bonavina all'incontro con i tifosi. Vai Elisabetta. Esatto, anche l'assessore Diego Bonavina era qua, è stato ad Alessandria, noi l'abbiamo incontrato anche il giorno dopo la delusione, insomma l'abbiamo visto particolarmente deluso, e adesso ha tenuto un discorso ai tifosi qui presenti dicendo che insomma bisogna ripartire da quanto di buono è stato fatto quest'anno, perché è innegabile che comunque c'era una grande squadra, è giusto? Ma assolutamente sì, intanto saluto il mister, saluto gli amici che sono in studio. È vero, ho detto proprio questo perché lo credo fermamente. Il Padova quest'anno aveva una grande squadra, ha vinto un campionato, non dimentichiamolo mai, anche se purtroppo per la differenza reti non è stata promossa. È arrivato all'ultimo rigore della lotteria dei calci di rigore. Si poteva fare meglio, sicuramente si poteva fare peggio, tutto quello che si vuole, però adesso bisogna guardare la realtà. La realtà è che purtroppo anche il prossimo anno saremo in Serie C, ci sarà una delusione da recuperare con tutti i tifosi. Quello che mi permetto di trasferire, ma insomma chi ha fatto calcio lo sa perfettamente, in questo momento non bisogna sbagliare una seconda volta. La seconda volta è quella di buttar via tutto quello di buono che è stato costruito. Basterebbe poco il prossimo anno per migliorare ancora quello che è stato fatto. Se ripartiamo da zero, buttiamo via tutto, tutti a casa e cambiamo tutto, dobbiamo ripartire e probabilmente riprogrammare. L'invito, ma la società lo sa benissimo, è quello di continuare. Sarebbe un grande regalo per la città, un grande regalo per i tifosi. Basta veramente poco per rendere questa squadra ancora più forte e quindi sicuramente vincente. Ecco, approfittando della sua presenza qui, ricordiamo anche che l'anno prossimo insomma, ci dovrebbe essere una curva nuova per appunto i tifosi del Padova. A che punto siamo? Ma sì, la curva nuova ci sarà di sicuro. Peccato, nei miei sogni sarebbe stato bellissimo inaugurarla in Serie B. Vorrà dire che sarà la curva che ci porterà in Serie B. Questo è l'augurio e l'auspicio che faccio a tutti i tifosi del Padova. Grazie mille Giorgio, cedo la linea allo studio per adesso. Va bene Elisabetta, poi se qualcuno saluta l'assessore Bonavina. Facciamo così, se mi mandate l'intervista di Ronaldo al termine della partita, perché poi mi collego, perché voglio fare una domanda a Andrea Mandorlini, possiamo vedere l'intervista, perché non mi è piaciuto molto Ronaldo nell'intervista del dopo partita ad Alessandria. Andiamo a sentire un attimo. Dove l'ha perso il Padova questo campionato? Secondo te? Secondo voi dove l'abbiamo perso? Secondo me, ma ti ho fatto io la domanda, non devo rispondere io alla domanda che ti ho fatto, te l'ho fatta io a te come giocatore. Se vuoi io ti dico il mio parere, però... Dopo se mi rispondi prima, dopo la rispondo, no, io te lo dico dove l'abbiamo perso. Sì, no, io credo che l'abbiamo perso quando il Padova aveva 6 punti di vantaggio, che poteva stare più attento nelle 2 gare, specialmente a Modena, e oggi quando ha sprecato 2 palle gol, specialmente una che hai dato te, davvero incredibile. Credo che qualche colpa l'abbiamo avuta lì e mi dispiace, al di là del bel campionato e di quello bello che avete fatto. Almeno questo è il mio punto di vista, dopo non so il tuo, te l'ho chiesto io a te, secondo te qual è il tuo?
Io la vedo un po' in modo diverso. Noi il campionato l'abbiamo perso a Trieste perché ci hanno rubato la partita. E quindi a me quello che dispiace è che voi non puntualizzate mai questa cosa qua. Voi puntualizzate sempre la partita di Modena e la partita di Trieste per voi sembra che non abbiamo giocato. Sembra che non hanno fatto gol di mano contro di noi. E questo mi dà un po' di fastidio sinceramente. Però, come ha detto lei vede in un certo modo, io vedo in un altro. Poi oggi siamo stati superiori, abbiamo sbagliato 2 gol davanti alla porta, questo è vero, però non significa che se uno sbaglia 2 gol davanti alla porta è giusto che perde il campionato, secondo me. No, ma io ti ho chiesto a te in effetti perché... Quindi il rigore può succedere di tutto. Da dentro vediamo cose diverse da voi. Sinceramente oggi ci tengo solo a ringraziare i miei compagni, ringraziare i tifosi, ringraziare la società per quest'anno. Secondo me è stato un anno importante, purtroppo non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e niente, adesso riposeremo un po' e poi cercheremo di capire cosa faremo l'anno prossimo. Allora, l'ho mandata a Andrea Mandolini questa intervista perché non mi è piaciuto per niente Ronaldo, perché ha cercato nel venire personalmente di creare la polemica, quando la polemica io non volevo assolutamente farla nell'intervista. Però ti faccio la domanda e ho mandato questo servizio perché mi sembra che quel gol di mano di Trieste sia diventato l'alibi nelle ultime partite del Padova. No, e mi spiego perché, Andrea, perché è vero, io nel punto che ho fatto che il Padova ha subito quel danno e ripeto, c'era mezz'ora di tempo per poter recuperare ad ogni modo e poi c'era la partita di Modena. I giocatori, tutti, hai sentito che Ronaldo ha detto noi della stampa non abbiamo parlato di quel fallo di mano, sì abbiamo parlato, però il Padova aveva 3 punti di vantaggio. La domanda, cosa è successo in quelle partite lì dove il Padova era calato fisicamente, Andrea, che non ha raccolto quel punto in più che il Padova, lo ridiciamo ed è vero, tutto quello che hai detto e tutto quello che avete detto è tutto vero, ha perso il campionato perché in quelle partite lì davvero il Padova è mancato in maniera importante, una squadra leader, dopo aver fatto, come hai detto te, tutto quello che ha fatto, meritatamente, più vittorie, più risultati, grandi prestazioni, alla fine doveva arrivare sulla linea d'arrivo è mancato. Cosa è mancato lì? Ma quello che innanzitutto analizzare dopo una partita come Alessandria ci sta un po' di nervosismo, ma quello che ho detto prima, per me Ronaldo è migliorato tantissimo proprio dal punto di vista anche caratteriale, come proprio spessore di personalità anche nei confronti del gruppo, dal punto di vista anche proprio dell'altruismo. Stavamo parlando proprio prima nell'azione che ha dato la palla a Biasci un anno fa forse era meglio se fosse rimasto meno altruista, avrebbe tirato lui invece. No, ma al di là di questo episodio era per fare un excursus un po' così generale, no? Cosa è cambiato? Io credo che in una stagione, quello che dicevo prima, gli errori si fanno, come la condizione potevano essere una delle migliori in quel momento lì, ma in quel momento lì non eravamo forse al top, ma la quella lì non l'avremmo mai persa, solo così potevamo perdere quella partita lì. Stiamo parlando tutti, mancava un punto, forse poteva essere quello, poi siamo tutti d'accordo, ci siamo ripresi la partita dopo, poi a Modena abbiamo fatto una partita sotto tutti i punti di vista che abbiamo detto negativa. Ma perché Andrea? Perché la squadra è calata? Perché il calcio è così, Giorgio. Perché anche col Gubbio, no è vero, anche col Gubbio abbiamo fatto fatica. Cioè la domanda mia era, in quel periodo... fisico forse non eravamo quelli, ma ci può stare che nell'arco del campionato in un momento le pressioni, le situazioni, per esempio in quella partita lì, forse anche la prima, Ronaldo non c'era, avevamo avuto un infortunio importante, lui non ha giocato, insomma avevamo qualche problemino, l'abbiamo avuto, mi ricordo anche Simone della Lata, non era al top, però aveva giocato, poi l'aveva spostato a destra, a sinistra, cioè nel finale di stagione si arriva magari che non eravamo proprio brillanti come potevamo essere prima, si trattava soltanto tra virgolette, perché poi noi quando siamo andati a gestire troviamo questo aggettivo, una partita, non ci siamo mai riusciti, però quella era una partita così in cui non avevamo rischiato zero, niente, ed era la partita in cui non dovevamo perdere, non avremmo mai perso, però non che non dovevamo, non avremmo mai perso. Mario, dopo la pubblicità, oggi sono già in ritardo, mi dico, dopo la pubblicità, rivedete con noi tra poco.